e qualcuno avrà avuto la coscienza che gli avrà rimorso un attimino e ha preferito restituirlo. Già, forse un rimorso, quello che ha spinto il ladro a riconsegnare il quadro del Cantico delle Creature di San Francesco, rubato qualche mese fa dalla chiesa dei Francescani in Borgo Treviso a Cittadella. L'opera, composta da formelle in ceramica, era stata donata al convento da un frate mancato lo scorso anno e aveva un valore spirituale e sentimentale molto forte per i padri. A raccontarci il ritrovamento è stato proprio il padre guardiano Lorenzo Zanfavero, che si è accorto quasi per caso della cartella contenente l'opera restituita e lasciata in sacrestia. Vado ad aprire questa cartella e mi trovo di fronte a questo quadro che con grande meraviglia sono rimasto stupefatto, anche perché nella cartella poi sotto c'era scritto riconsegna ai frati di Cittadella. E quindi questo è stato un grande dono che abbiamo ricevuto. Purtroppo, ci racconta padre Zanfavero, la chiesa dei Francescani, in questo 2026, chiesa giubilare in occasione degli 8 secoli dalla scomparsa di Francesco d'Assisi, è già stata teatro di episodi di furti e danneggiamenti. Non è la prima volta che succede un furto, ma a volte hanno scassinato, sono entrati, ci sono stati anche dei ladri, però abbiamo cercato sempre di tenere sommessa la cosa in modo da non creare problematicità.